Però devo dire che questa pubblicità è durata un po' tanto e io un grappino me lo son fatto, d'altronde l'ora prima di andare a dormire, un grappino, eccetera. Il direttore invece no, perché sta chiudendo il giornale, se no il titolo gli viene fuori storto, anche se È vero. leggendo il titolo di oggi di Libero, altro che grappino, cioè, nel senso che ti viene proprio una tristezza che devi tirarti su. Qualcosa cresce, titola Libero oggi, la miseria. In Italia è malora grazie alle banche, nel pieno della crisi il governo sborsa miliardi per aiutare i ricchi, inoltre mentre il problema sicurezza si aggrava, si accinge ad approvare una legge che punisce i poliziotti energici anziché i delinquenti e poi una che si dà fuoco all'INPS perché le versano in ritardo l'assegno di disoccupazione. Cronache proprio piccole cose messe là che fanno un grande sfascio, lo sfascio dell'Italia. Sì, sì. È una radiografia di quello che sta accadendo in questi giorni. La cosa più grave è che vengono salvate non le banche, non i risparmiatori, vengono salvati i banchieri che hanno rovinato, che hanno massacrato le banche, i quali dirigenti, i banchieri, non solo hanno distrutto il sistema, perché hanno prestato soldi a cani e a porci che poi non li hanno restituiti e quindi la colpa più grave è di chi glieli ha dati questi maledetti quattrini. Dopo che è successo questo, interviene lo Stato, salva i banchieri che non vanno neanche in galera e continuano a prendere degli emolumenti spaventosi, si parla di decine di milioni e questo è uno scandalo perché i soldi per ripianare i buchi creati da questa gentaglia si pesca nelle tasche dei cittadini che devono in pratica devono pagare più tasse per recuperare i fondi necessari a sistemare le cose che altri hanno sfasciato. Io trovo che per gli italiani sia veramente una punizione immeritata, perché i governi per diminuire le tasse non trovano mai una lira, ma per pagare i misfatti delle banche e dei banchieri invece prontamente in 10 minuti trovano miliardi e miliardi, è avvenuto anche stavolta e questo ci fa veramente venire il vomito, perché non è così che si gestisce un paese. Era giusto intervenire nelle banche, ma bisognava prendere i responsabili del disastro e almeno sputtanarli, pubblicare i loro nomi, andargli contro con la giustizia, fargli causa, pignorargli la casa, pignorargli le ricchezze, invece niente, non è stato fatto nulla e vengono penalizzati i poveracci, i clienti delle banche che si trovano con le tasche vuote. Allora, l'ultimo salvataggio è quello di assurdo. Certo, l'ultimo salvataggio è quello di Popolare di Vicenza e Veneto Banca, che poi andranno in carico intesa per una cifra, cioè sì. Quelli che come noi dicono ma che schifo, passano per ignoranti, perché invece il governo ci dice stiamo facendo risparmiare soldi al sistema, abbiamo fatto un'operazione brillante, tutti sono contenti. Cioè, perché dobbiamo passare per deficienti? Certo che sono contenti, Sai, i ladri sono contenti di sicuro perché la fanno franca e quindi è ovvio che siano contenti, festeggino con lo champagne perché si sono avanzati molti quattrini. Ma tu spiegami perché la banca debba prestare a me, che so io, 100 milioni di euro e io in garanzia non offro niente? E mi incasso quei 100 milioni, non li restituisco più e nessuno mi torce un capello, perché questo è successo. Ecco perché le banche sono fallite. Poi le banche si sono gettate in operazioni internazionali superiori alle loro forze, hanno preso dei bidoni, in giro hanno comprato dei titoli marci, ne hanno combinate di tutti i colori, diciamocelo apertamente, ne hanno combinate di tutti i colori, ma nessuno ha mai pagato. Chi paga? Il cittadino, il risparmiatore, ma paga in sostanza, cioè
sborsando delle cifre mostruose, e questo io lo trovo assurdo. Poi c'è quella famosa disposizione europea per cui se una banca fa schifo ci devono andare di mezzo anche i risparmiatori, cioè gli azionisti, chi ha comprato dei titoli, tutti devono andarci di mezzo. Ma la gestione chi è che l'ha fatta? Vanno perseguiti coloro che hanno fatto una cattiva gestione, non dei poveracci che hanno comprato 4 titoli di una banca. Certo. Io consiglio alla gente di non portare i soldi in banca, ma di andare a puttane piuttosto, che sono più oneste. Le puttane sono sicuramente più oneste e con la concorrenza che hanno in giro sto periodo fanno anche i prezzi più bassi e dei servizi migliori delle banche. Ma tu i soldi li metti Prezzi sotto il... stracciati, sì. Ecco, tu i soldi li metti sotto al materasso? No, io li spendo perché i soli soldi miei sono quelli che spendo, gli altri sarebbero della banca. Allora ho comprato qualche cosa, qualche appartamentino, qualche casa e poi spendo tutto e spando. Bravo, occhio. È che non riesco a spendere tutto quello che guadagno, questa è la mia tragedia. Ecco, ma beato te, ma te li sei sudati, pensa a te, no? No, ma la gente capisce che gioco e scherzo, però le cose purtroppo hanno un fondo di verità. Sì, ma è certo che noi scherziamo, ma scherziamo anche per sdrammatizzare una situazione che è aberrante. L'altro giorno hai pubblicato in prima pagina un calcolo degli esercenti che hanno detto che cosa? Che lo Stato si frega metà della 14ª degli italiani, perché su un totale di 6,7 miliardi di euro, circa 1,6 se ne andranno per saldare conti sospeso, dai debiti alle bollette scadute. Altri 938 milioni saranno usati per le spese sanitarie, mentre 737 milioni per pagare IMU, Tari e altre imposte, per chi ovviamente la 14ª ce l'ha e di conseguenza un lavoro anche. È una roba terribile. Sì, terribile, perché se ne va dalla 14ª il 49%, quindi la metà. Ed è una cifra che solamente in Italia si può raggiungere in questo modo ed è profondamente sbagliato, perché poi tutto ciò incide sui consumi, perché il poveraccio che riscuote la 14ª praticamente dimezzata, è chiaro che poi non li può investire in prodotti di consumo, quindi tutto il sistema economico ne soffre, ma allo Stato di questo, ai governi non importa niente. Loro, coloro che governano pensano soltanto a sopravvivere nei posti di responsabilità, perché questi posti danno loro lustro, immagine, si illudono di essere anche apprezzati, mentre invece cominciano a essere soltanto disprezzati dalla gente che non ha più voglia neanche di andare a votare, come si è visto dall'affluenza delle ultime elezioni. Senti, a proposito di affluenza, c'è stata una manifestazione che tu hai criticato per i toni, eccetera, a Milano lo scorso fine settimana, se non sbaglio, il Gay Pride. Perché ti ha dato fastidio? Sì. Tra l'altro proprio sotto il tuo giornale. No, non è che mi ha dato fastidio, ognuno fa quello che vuole. Sì, vabbè, ma io di questo non mi scandalizzo io, però la cosa che ha divertito divertito si fa per dire tutti noi di Libero, è che mentre sfilavano gli omosessuali, ma sono quelli proprio più beceri, non si tratta di gente civile, sfilano mezzi nudi, vestiti in modo volgare, trasandato, quasi pagliaccesco. Mentre succedeva tutto questo, un signore, non mi ricordo se nelle Marche, ha esposto sul balcone uno striscione con scritto "Viva la fica". Viva la fica. Ecco, questo poveraccio qui, che evidentemente scherzava, è stato raggiunto dai carabinieri che gli hanno ingiunto di togliere lo striscione. Allora, questo non può dire viva la fica, quelli che sfilano col pistolino fuori possono farlo. Allora, ma dov'è la coerenza?
Se non si possono fare le volgarità pubbliche, la norma deve valere per tutti, non per tutti meno che per gli omosessuali, non gli omosessuali tutti, quelli lì che sfilano in quella maniera becera. Con i pistolini fuori, come dice il direttore. Senti, Vittorio, cambiando tema, ma restando su uno striscione, allora Sì. se tu dal balcone di casa tua, magari quella in provincia di Bergamo che è bella alta e si vede anche dagli altri paesi, potessi esporre uno striscione, un lenzuolo con una scritta, una roba da comunicare al mondo, a parte che usi le prime pagine di Libero e non ti tieni dentro niente, però ammettiamo che sei lì e vuoi fare un titolo su uno striscione. Che cosa scriveresti in questo striscione che appendi fuori dal balcone di casa tua, visibile in tutte le valli bergamasche? È una domanda del cazzo, Ma sai, se dovessi scrivere una volgarità come... Sì, come è di moda scriverei vaffanculo, come fa Grillo, perché vedi che Grillo poi prende tanti voti con i suoi vaffanculo, quindi proviamo anche noi se riusciamo ad arricchire il parco dei lettori dicendo qualche vaffanculo, ma temo che non si possa fare. Allora cercherei di non esporre nessun striscione, di starmene tranquillo nel mio salotto a sbadigliare e magari a sfogliare un libro o un giornale. Senti, il messaggio è chiaro perché adesso il vaffanculo lo stai tirando a me perché ti devo lasciare andare e quindi sei stato chiarissimo, ti libero direttore e ti ringrazio tanto per aver partecipato a questa nostra conversazione che è sempre molto seguita. Se ti può far piacere saperlo, ci guardano in molti perché apprezzano il tuo modo di parlare, quindi quelli li salutiamo non con un vaffanculo ma con un arrivederci. Ringrazio di cuore. Grazie direttore, grazie. A presto, e buona serata. Grazie a voi. Grazie a Vittorio Feltri, noi naturalmente ci rivediamo puntuali prossima settimana.